Pronti? 1, 2, 3. Segnale subito valido con in lotta in partenza Numero 7, Eclissi Dolce Indal BFC, squalificato. tanto lo squalifica per Eclissi BFC Numero senza 2, Piccante che è passato Vassallo, al comando ma è squalificato. superato in breve da Amos Rab che Numero conquista così 1, la Today testa. Winner Anche Font, Today Winner Font ha squalificato. sbagliato diverse rotture nella prima fase di gara, sbaglia anche Dolce Indal. Numero 3, E così Dolce sono Indal, usciti di fuori, squalificato. sono usciti di gara i primi due più attesi. Sono rimasti praticamente in 5 all'avanguardia, chiusi da Eclair Magic, mentre Amos Rab guida su Essenza Piccante. Ripetiamo, Axel Nib. numero 2, Vassallo, squalificato. Serie di rotture che hanno condizionato sicuramente la prima parte della gara, 48,5 intanto per Amos Rab che se l'è presa assai comoda. Guida su Essenza Piccante, Axel Nib, poi più indietro c'è Abramo Petral, ancora Eclair Magic che precede Elton B e Daphne Rock, vale a dire i due penalizzati. Ora muove all'esterno Eclair Magic che va con decisione sui primi, si trascina Elton B che ne ha preso subito la schiena, se ne va intanto il chilometro iniziale in 1:21,6. Ha potuto graduare a piacere Sandro Miraglia con Amos Rab che ora conduce a 900 metri dalla conclusione. Eclair Magic si porta al suo esterno. Ripetiamo, numero si trascina 7, Eclissi Elton BFC, squalificato. E anche Eclissi BFC che però è squalificato, quindi si toglie di mezzo. Cavalli a 700 scarsi dalla conclusione, Amos Rab ora deve accelerare. La presenza esterna di Elton B che scatta in terza ruota a 600 scarsi dal palo e cerca di portarsi su Amos Rab che ora ha decisamente cambiato marcia, a 400 dalla conclusione, spara un parziale in 14,2 e Senza Piccante rimane lì a contatto. All'esterno Elton B, questi tre prendono un po' di vantaggio quando siamo a metà della curva conclusiva, in vantaggio Amos Rab. Ci prova comunque Elton B, a contatto e sempre Senza Piccante. Più indietro ha ceduto Eclair Magic, intanto retta d'arrivo con Amos Rab che prova la difesa contro Elton B che insiste nel finale. Elton B attacca e nel finale passa per vincere, probabilmente sullo stesso Amos Rab che prova a contenere Senza Piccante. L'arrivo comunque è stretto per il secondo posto, 28,9 a chiudere. E Elton B, nonostante i 20 metri di penalità, riesce a spuntarla infine. Andiamo a rivedere le battute conclusive per confermare la vittoria di Elton B. Edoardo Baccalini in sediolo, Edoardo Baccalini al training. Vediamo le fasi finali, ecco il momento in cui Elton B appariglia e sopravanza Amos Rab proprio in prossimità del palo, mentre Amos Rab è raggiunto. Non sappiamo se anche battuto da Senza Piccante, probabilmente Senza Piccante mette qualcosa davanti all'avversario, ma è un arrivo molto stretto, quindi aspettiamo naturalmente la fotografia. La vittoria invece non sfugge a Elton B ed Edoardo Baccalini per conto del signor Riccardo Del Papa.